Mercato in fiamme. Dietro le quinte si sta preparando un affare importante che potrebbe cambiare completamente i piani del Napoli per la prossima stagione. Un attaccante letale, che ha fatto faville in questa stagione ed è il sogno dei tifosi, sta per essere scambiato per una cifra milionaria. Restate fino alla fine per scoprire tutti i dettagli di questa mossa che promette di scuotere il calcio europeo. Ma prima, sappiate, lasciate il vostro like. Iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per non perdere nessun aggiornamento. Ora, passiamo agli affari. Il Napoli sa già che difficilmente potrà contare su questo capocannoniere nella prossima stagione. Il suo contratto è valido fino al 2026 e il suo stipendio netto di 10 milioni di euro indica già che non sarà facile per lui restare. E ora c'è un nuovo interessato disposto a pagare 75 milioni di euro per prenderlo. Il giocatore ha brillato in questa stagione, impressionando non solo con le sue prestazioni nei campionati nazionali, ma anche con le sue prodezze in termini di gol nelle competizioni europee. Victor Osimhen è stato il grande nome del Galatasaray, dove è in prestito, e ha distrutto le difese con numeri impressionanti. In questa stagione ha segnato 26 gol, di cui 20 in sole 22 partite di Super League e altri 6 in 7 partite di Europa League. Le sue prestazioni non sono passate inosservate e ora un super club è disposto a portare via l'attaccante dal Napoli a titolo definitivo. Antonio Conte vorrebbe tenere il giocatore per la prossima stagione, ma i piani del club sembrano essere diversi. Ora vogliamo sentire il vostro parere, tifosi. Osimhen dovrebbe essere venduto o il Napoli dovrebbe insistere per tenerlo? Pensate che 75 milioni di euro siano sufficienti per lasciare andare il capocannoniere o il club dovrebbe chiedere di più? Commentate qui sotto e partecipate al dibattito. Il calciomercato si preannuncia infuocato nei prossimi giorni.